Amici di Calcio Napoli 24, spero non per l'ultima volta con il nostro amico Buona Seba. Ciao Seba. Ciao ciao amici Calcio Napoli 24 e quindi eh, io- Se- Sei reduce da Napoli Sampdoria, hai visto Kim a pochi metri di fatto. Kim che è già volato in Corea, sembra quasi certo che abbia già fatto il trasloco anche da casa sua qui a Napoli. Insomma, Seba, credo che l'avventura di Kim a Napoli stia proprio per finire. Quali sono i tuoi sentimenti? Sei deluso, dispiaciuto? Dimmi un po'. ok, allora attraverso Kim io ho trovato bellissima squadra nel mondo, Napoli, e quindi grazie di Kim, eh, ma questa volta che è solo un anno, quindi un po' mi dispiace, così che almeno 2 anni sarebbe meglio che seconda e quindi quarta scudetto sarebbe fantastico, ma sua scelta, quindi io devo rispettare sua scelta e quindi bocca al lupo in Inghilterra, così. Andrai a Manchester a vedere qualche partita, se sarà il Manchester United, però sembra che sarà purtroppo il Manchester United. Andrai a vedere qualche partita, ce l'hai in programma. Non voglio che tu sveli i tuoi programmi, però hai in mente di andare in Inghilterra a seguirlo qualche volta? Ah sì, sinceramente sì. Qualche volta sì. Qualche volta io andrò a Manchester United, però la partita, guardare la partita di Kim. Quindi, ma solo guardare la partita, quindi che significa non posso diventare fan di Manchester United, tifoso di Manchester United. Solo così guardo. E qualcuno qua ti chiedeva, poi l'abbiamo anche detto prima, però ripetiamolo anche qui, eh, tu continuerai a venire a Napoli, magari non tutte le partite, però sarai comunque sempre tifoso del Napoli, te lo chiedono un po' tutti. Esatto, esatto. Quindi non posso seguire che tutti Le partite. 33 partite così come questa stagione, ma io ho la voglia di venire a guardare la partita. Ehm, Così, mio programma è che penso andrò in un altro paese e trovo un giocatore coreano in Europa, quindi io voglio guardare, quindi così anche, certo Napoli, tutti insieme così io voglio guardare. Speriamo che magari il Napoli possa comprare un altro coreano, così poi per motivi diciamo lavorativi tu puoi tornare a fare lo youtuber oltre che da tifoso, proprio anche per lavoro. Parlavamo di Kangan Lee del Mallorca, o tu dicevi un giocatore dell'Olympiakos, giusto? Di chi si tratta? Allora, se giocatore coreano nuova arriva a Napoli, più di 33 partite, Tutte e tre titoli. sì, quasi tutte, quindi io buttare via il mio lavoro, quindi passione al Napoli solo, così io la voglio. Lee Kang-in a Mallorca, lui è bravissimo, fantastico, e quindi se arriva a Napoli, mamma mia, io quasi piango, capisci? E anche io ho detto che Olympiacos in Grecia si chiama Hwang In-bom, quindi è anche buono. E anche in Germania, a Mainz, e quindi spaccato che ti ricordi Dortmund? Sì, Dortmund non ha vinto ha perché segnato lui. Mainz, Sì. quindi si chiama Lee Jae-sung. Lui è fantastico. Quindi anche c'è un eh, giocatore, si chiama Kim Jisoo, lui sta partecipando Under 20 calcio mondiale adesso, e lui è gran difensore. Quindi se lui arriva è fantastico. Tra l'altro giovedì c'è Italia-Corea, penso che lo sai, del Mondiale Under 20. C'è Italia-Corea in semifinale, quindi vedremo chi vincerà. Seba, in bocca al lupo e ovviamente poi ci vediamo presto a Napoli, sicuramente. Sinceramente che io volevo andare a Argentina,
per guardare la partita, ma mia moglie smetterà Ha così, detto che sei pazzo. no, no, sì, quindi non potevo, io rimango in Italia. E quindi io ho sentito che io chiedo ai napoletani quale squadra tifa. Quindi qualche napoletani ha detto che tifa squadra coreana. Perché loro hanno detto che non è italiano, è napolitano, così è molto interessante, così. Quindi io tipo, scusami, tipo squadra coreana, nazionale. Seba, grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Grazie, crepi, crepi. Forza Napoli, sempre.